giovedì 17 parte una trasmissione interamente dedicata all'autonomia veneta. Tu Roberto ci sei? Madonna se ci sono. Ti dico anche il nome della trasmissione, guarda, eccola qua. La trasmissione è Mi So Veneto, ti rendi conto? Insieme delle persone, ma è possibile che ci doveva pensare un terrone a fare questo? Beh, è allucinante. Io devo dire grazie io da polentone devo dire grazie ad un terrone perché facciamo una trasmissione su autonomia del Veneto, storia, arte, cultura, letteratura, lingua e identità veneta. Grande Vincenzo, un grande. Però poi alla fine ci dobbiamo divertire, ma mi piacerebbe proprio stuzzicare questa consapevolezza. Ci posso pensare io? Allora, Madonna, io ci conto ancora di più. Questa trasmissione sarà molto particolare perché darà l'opportunità a tutti coloro i quali ci seguiranno di poter interagire direttamente in diretta. In che modo? Ci sono due pagine. Una pagina è Insieme Idee e Persone, voi potrete scrivere sui post Insieme Idee e Persone e personalmente io riprenderò i vostri post e li farò partecipi ai nostri ospiti. Poi ci sarà anche la pagina, quella mia direttamente, cioè Roberto Agirmo, potete scrivere direttamente sulla mia pagina e nello stesso modo andrò a riportare le vostre domande agli ospiti direttamente in studio. Mi raccomando, mi aspetto piccantezza e piccantezza ancora di più da parte vostra, perché questo è lo stile della trasmissione, giusto? Esatto, non dobbiamo fare una trasmissione bacchettona, ma dobbiamo andare in profondità e cercare di capire come risolvere questo problema, fra virgolette. E partiamo anche bene, perché la prima trasmissione avrà degli ospiti veramente interessanti. Possiamo dirli? Allora, ci sarà la senatrice Rubinato di Veneto Vivo, ci sarà del PD, ci sarà il consigliere regionale Maurizio Conte di Veneto Autonomo e ci sarà il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, anche lui comunque in maggioranza. Sarà una trasmissione quindi molto piccante, sarà una trasmissione con tema politico fondamentale, quindi legato all'autonomia, e con loro avremo modo di disquisire di tutte quelle sono le tematiche e di tutti quelli che sono i freni che in questo momento sono messi davanti all'autonomia da parte di qualcuno che sia in regione che al governo. Anche Marco Schesara come primo ministro. Caspita, è vero, Lega! E ci sei anche tu. Ah, ci sono anch'io, è vero. Ma quello che va detto, abbiamo fatto, e veramente lo dico con orgoglio, grazie anche a Roberto che mi ha ispirato l'idea, dobbiamo, lo dico 3 volte, avere coraggio di esporci, cioè di manifestare nel senso corretto questa idea e questa consapevolezza di essere veneti, che non è il foglio di carta, lo dirò sempre, che ci deve dare il governo, è la consapevolezza di essere veneti. Posso dire un'ultima cosa velocissima? Ricordatevi che la trasmissione sarà a doppia valenza. Nell'ambito delle trasmissioni, oltre alla politica su ambito regionale e locale, ci saranno delle trasmissioni interamente dedicate a quelle che sono per l'appunto le identità venete. Ciao ragazzi!